Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova escursione. Oggi siamo a Chiesa d'Alpago, più precisamente partiamo da Malgacate, andiamo verso la casera Pian delle Stele. Buona visione! Siamo arrivati da qui sotto, qui vediamo c'è un tornantino, ma noi seguiamo il sentiero per di qua. Oggi è il 16 di aprile, quando siamo scesi dall'auto c'erano 4 gradi. E siamo partiti da un'altitudine di 1040 circa. Ok, cosa mangiamo? Allora ho uno spoiler, visto che abbiamo dimenticato lo zaino con il pranzo, per fortuna abbiamo preso questa in pasticceria lì giù in paese. Quindi piccola info è che abbiamo lasciato il zaino della Gia a casa, proprio in cucina l'abbiamo lasciato, dentro c'era tutto il cibo e quindi siamo un po' in panico oggi. Comunque facciamo il nostro giretto e in più insomma abbiamo utilizzato il zainetto che io metto nella macchina fotografica per portarla via e abbiamo messo dentro comperso pasticceria Anna a Tambre. Sì? Mega Buona? Fortuna che ci siamo presi una briochina per strada. Sì, abbiamo qualcosina, quella che era la roba che avevo nel mio zaino, ma oggi non si mangia. Anche la moca era nel zaino della Ge, quindi super direi. È mia questa, vero? Dipende. Mangio. La strada forestale che è qui alla mia destra incrocia il sentiero ufficiale, che è questo qui, striscia bianca rossa, più e più volte. Noi decidiamo di fare il sentiero per divertirci un po', visto che oggi l'abbiamo preso come un allenamento senza cibo. Infatti abbiamo anche le ciaspole, anche se non servono. Questo è il bivio che abbiamo fatto. Siamo nella Valle Salatis. Sì, vi dicevo che ci siamo messi le ciaspole, erano necessarie no, però visto che la giornata che era iniziata male, non avevamo lo zaino, abbiamo detto dai, godiamoci l'ultima neve dell'anno, che insomma ha nevicato qualche giorno fa, ma siamo verso fine aprile e quindi ci godiamo questa ultima neve con le ciaspole. C'eravamo in macchina e Jenny non poteva naturalmente attaccarsi al zaino non avendo lo zaino, quindi ci siamo messi addosso e ho detto ma sì dai, facciamo un po' di alpinista imbruttito e andiamo con le ciaspole anche se non serve, allora così ci divertiamo un po' e basta.
Sempre 9:24. Guardate qua che panorama bestiale. Getto qua in valle è molto carino, vero amore? Sì, carino. C'è qualche sci alpinista e noi, ovviamente. Comunque è molto tranquillo, vero? Abbiamo scelto un giro a bassa quota oggi perché purtroppo il bollettino valanghe al di sopra dei 1.400-1.600 era rischio 3. rischio 3, cioè arancione, cioè non Spaccato. andate a fare escursioni oggi sui pendii, sotto i pendii, insomma, o sulle creste. Qui era debole, quindi abbiamo scelto di venire qua. Vi consigliamo sempre di guardare prima il sito dell'ARPAV, il sito ufficiale, e se il rischio è alto si sceglie subito un sentiero alternativo con rischio più basso. Aggiungiamo anche una piccola bella notizia, è che da qui in poi, da qui dove siamo, le ciaspole servono anche, yeah! Invece abbiamo per un motivo, si sprofonda un bel po', c'è un bel po' di neve qui. Carino, bene, bene, bene. Arriviamo qui. Moltrin, Casera Campitello di Val Salatis. E c'è un po' di robe informative sulle pecore, sulle affari lì. E niente, giusto. Super tour. Tutto open. E c'è una panca e stalla. Ci lasciamo qui a casetta lì alle spalle, proseguiamo di qua, incontriamo anche gli alpinisti, perché lì dietro c'è il bivacco che cerchiamo. Siamo arrivati a Casera, che è occupata. 3 km, 2 ore, 375 di dislivello positivo come da previsione, e adesso facciamo il nostro non pranzo, eccetera eccetera. Insomma, adesso ci organizziamo un po' qui intorno, poi vediamo. Amore, cosa mangiamo adesso intanto? Fabio ha tirato fuori così dallo zaino della frutta disidratata, non ci credo. È un super contrasto, troppa luce qua. Sì, sì, buona. È un po' crinciata. Allora, i ragazzi sono appena andati via, sono andati a sciare, quindi possiamo andare a vedere il bivacchetto com'è. Allora, qua abbiamo la facciata, qui c'è un super chiavistello. Oh! Qui siamo in Val Salatis. Guardate, leggete bene con attenzione quello che c'è scritto, che è proprio il nostro pensiero della montagna, è proprio quello che c'è scritto lì. Allora, qui troviamo un tavolo con le panche, una birretta vuota che spero che i ragazzi portino via perché ho già visto casa sua, c'è dei legnetti, e qua abbiamo delle bottiglie vuote e qualcosina, quindi non c'è niente. Il libretto del bivacco, un cracker, e qui abbiamo un caminetto bello pulito, ma il tiraggio non so come sia. Bene, qui c'è una super scaglietta, guardate che roba, per andare al piano superiore. Vediamo se siamo capaci di non farci del male.
Ah, c'è tutta la roba che hanno lasciato poi i ragazzi da mangiare e lì c'è posto per dormire al buio. Abbiamo dato solo un'occhiatina qui dentro perché lì dentro c'è molto freddo e sedersi sul marmo non è tanto carino. Forse andiamo a mangiare, poi vi faccio vedere cosa abbiamo dietro. E dove l'altra casetta che c'era qui poco prima, casera, no, lì è dove abbiamo parcheggiato, e lì dove c'era quello delle pecore. E torniamo un po' indietro, insomma, ci rivestiamo, abbiamo lasciato chiuso tutto in ordine e adesso torniamo indietro. Siamo tornati qua, quella di prima, e ci mettiamo lì seduti, che se non c'è sto nuvolone qua ci dovrebbe essere il sole, e mangiamo quello che abbiamo. Adesso vi faccio vedere. Allora, abbiamo il gorgonzola che ci stava insieme ai gnocchi che abbiamo lasciato a casa e alla pera spappoiata, quindi era gnocchi, gorgonzola e pera. Due banane e una mela, un cracker rimediato in bivacco e un hummus. E dei biglietti Intercity scaduti. Ah, ok. Albergo diffuso come gli ANS? Sì. Amore, ancora qua? Sì. Quindi con questo facciamo merenda a pranzo. Vedete, dividere il cibo in 2 zaini non è sempre male, perché No, vi salva la vita. questo è il risultato, era cracker con l'hummus, gorgonzola e pere, cioè quasi gourmet. Ah? Ah? Vero amore? Buon appetito. Buon appetito. Buono? Dai. Allora, come qua rasentiamo oggi il verosimile è la paura di niente. Banana e hummus al curry, com'è? Ah. Orientali. Abbiamo il tè? Sì. Bustini di tè ce l'abbiamo. Facciamo un teino. Ce l'abbiamo, non lo sappiamo. Nella schiena. Nella schiena. Lì. No, nella schiena. Non lì. Giù lì. No. Oh, nell'elastico. Fustola. Tessere, Kai. Trovato? Visto che ce l'abbiamo. Oh, abbiamo una magia d'inverno, visto il clima. Abbiamo sudato tutta la salita come i forsennati. E adesso c'è un problema. Cos'ha? Ha mangiato i topi. No. Sì, amore, cavolo. Non fa mangiare il topo, Gemile. È andata. Completamente. È tutta umida. Ha preso acqua. Stanno un'altra. Ma è una gioia oggi, raga. Mai. Oggi le Che gioie. freddo. Sto morendo. Ci beviamo almeno il tè, amore? Al gelo. Ha scioperato anche il sole. Super pace però. Guardate che panorama. Va. Chissà se a fuoco. Finalmente è uscito un po' di sole, che stavamo prendendo del freddo, adesso vedete la mise da sole. Da queste parti abbiamo già fatto altre escursioni, vi metto i link sotto in descrizione. Allora, sicuramente a Rifugio Semenza e Bivacco Llastè, e poi c'è un altro bivacchetto rosso dalla parte di qua che però non mi ricordo il nome. Te lo ricordi? Toffolò. Toffolò, cioè questo è un genio, si ricorda sempre tutto, io non mi ricordo mai i nomi. E il mio screensaver, eccolo qua. Quindi abbiamo altre escursioni qui da queste parti, bellissime, sui bivacchetti rossi, vi metto il link anche sopra qua. I miei preferiti. E potete cliccare e vedere altre zone qui, che siamo al confine sempre tra il Veneto e il Friuli. Il Toffolò mi gioca a carte delle ore. Sul Toffolò, sì, abbiamo fatto una super partita a carte, invece sul bivacco Llastè siamo stati 3 ore a mangiare, abbiamo mangiato di tutto, eravamo più capaci di venire giù da tanta roba che abbiamo mangiato. Abbiamo mangiato pasta con
di cane, ti ricordi? Pasta di cane. Pasta di cane con formaggio in busta. Ah, sì. Beh, andate a vederla, non mi ricordo neanche io. che Era così. una roba terrificante, la gente ci chiedeva le foto. Raccontateci un po', ma a voi non è mai capitato di scordare a casa il pranzo in gita in montagna? E come vi siete arrangiati? Avete cucinato delle bacche? E puff bacche. Vi ricordo di iscrivervi al canale, un bel like qui sotto che ci fa molto piacere e commenti per dire già basta lanciare la neve a Fabio. Basta. Dopo il nostro super pranzo abbiamo lasciato tutto pulito in ordine, Pranzo. le immondizie e anche le bucce del cibo ce le portiamo a casa. Le bucce? Le bucce del cibo noi le abbiamo buttate per terra a caso e cominciamo a fare la via del ritorno. So che vi piace concimare le montagne con i vostri mandarini, ma non si fa. Già concimate con le vostre checche. Oggi giretto facile, stiamo tornando giù, adesso abbiamo incontrato l'asfalto, stamattina era pieno di neve, in una giornata già si è sciolta tutta, diciamo, quindi siamo venuti qua a goderci la nostra ultima neve primaverile, poi alti c'è ancora sicuramente, andrà avanti fino a luglio. Allora insomma siamo venuti a goderci da queste parti, abbiamo scelto, come abbiamo detto prima, questa zona perché guardando il bollettino valanghe era quella più sicura, più o meno quasi tutte le Dolomiti, qui sull'Alpago, al Pago. Siamo quasi arrivati alla macchina e poi facciamo il resoconto della giornata. Siamo arrivati alla macchina e quindi siamo tornati qua alla Malga Catte. Casera Palle in verità. Casera Palle, allora, tutti e due i nomi perché sul Maps c'è scritto, quindi se cercate su Google Maps è Malga Catte. Allora abbiamo fatto quasi 8 km, 400 metri di dislivello positivo in 4 ore e mezza, 5 circa. Sì. E è stato un bel giretto per goderci l'ultima neve qua della primavera a basse quote. E in una zona a basso rischio perché avevamo cercato a basso rischio. Peccato per lo zaino che era stato a casa, comunque ci siamo arrangiati a mangiare un po' di cianfrusaglie che avevamo dietro. L'importante è arrangiarsi. L'importante è arrangiarsi. Panorama bellissimo qua nell'Alpago e vi salutiamo, vediamo appuntamento alla prossima escursione. Ciao.